grazie di essere intervenuti così numerosi a questa serata delle aperture claustrali. Iniziamo subito, è arrivato anche il magnifico rettore che dopo vi porgerà un indirizzo di saluto. E io semplicemente, per chi non fosse mai venuto prima, dico che questa è l'ultima delle iniziative di quest'anno, che hanno visto sia conferenze sia concerti nel contesto della biblioteca. È una tradizione che va ormai avanti, questo è il terzo anno, insomma, che va avanti da 3 anni, speriamo di poterlo replicare anche in futuro. Mi fa piacere che ci siano tanti non appartenenti alla comunità universitaria, perché così conoscono anche le nostre strutture. Sappiate che questa è una biblioteca aperta anche a chi non è iscritto, chi non è partecipe dell'università. Se avete piacere di leggere un libro, diciamo, della nostra biblioteca, ci fa piacere di prestarvelo anche, dopo però restituitelo, perché insomma quella è una cosa che ci fa piacere. E anche stasera avremo un piccolo aperitivo, un piccolo rinfresco alla fine del concerto. E questa sera mi fa piacere dire che è offerto dalla cantina di Bertiolo. Io sono di Bertiolo, sono nato a 5 metri della cantina sociale, per cui insomma mi auguro che sia un momento piacevole da condividere anche affettivamente dal mio punto di vista. Non dico tante altre cose, se non che stasera sarete deliziati, lo dico nel vero senso della parola, dal coro dell'Università di Udine. È già il terzo concerto degli auguri. Il coro è sempre cresciuto e quest'anno è veramente arrivato a un numero ragguardevole di componenti, e nella sua crescita è anche migliorato qualitativamente, per cui grazie a tutti di essere qui, e credo che ci sia l'ingresso trionfale adesso, e dopo sarà il maestro Alessi che vi dirà qualcosa. Concerto Notte di Natale. Io ogni anno descrivo brevemente quello che ha fatto il nostro coro. Noi abbiamo partecipato a 24 eventi, di cui moltissimi istituzionali. I momenti più intensi nel corso del nostro anno sono stati probabilmente gli scambi con gli altri cori universitari. Abbiamo fatto 3 bellissime trasferte a Perugia, Urbino,
volto di Reggio Emilia. Abbiamo fatto uno scambio col coro di Reggio Emilia, poi abbiamo partecipato a Conoscenze in Festa. Il 21 giugno abbiamo organizzato la festa della musica nazionale, un evento nazionale qua in Ateneo, e sempre lo stesso giorno siamo andati a fare un concerto con un altro coro, quindi insomma è un'attività molto densa. Sono successe poi tante altre cose, abbiamo adesso un nuovo rettore, il coro purtroppo ha perso molti componenti, però ne ha acquistati tantissimi altri, adesso siamo circa una quarantina, il che non è che sia sinonimo di qualità essere in tanti, però qualche aspetto positivo c'è, perché quando noi ad esempio andiamo a fare un concerto e andiamo a cantare, poi ci chiedono: ma come è andato il concerto? C'era tanta gente? E noi possiamo sempre dire: sì, c'era tanta gente, senz'altro, noi siamo tanti adesso, quindi non più. Bene, allora spero che il concerto vi soddisfi e buona serata a tutti. Grazie. Brevemente i canti questa sera. Quello che abbiamo fatto entrando è il notissimo Adeste Mireles di Sir John Francis Wade, scritto nel 1743. Un aspetto positivo di fare la presentatrice è, oltre alla gloria e alla fama, il fatto che posso cambiare l'ordine dei brani, ed è quello che faremo oggi, ma solo un piccolissimo cambiamento. Infatti il prossimo brano, come da programma, è Entre le Bœuf. Questa è una corista francese. Questo canto dipinge due scene. Nella prima Gesù bambino si trova tra il bue e l'asinello, mentre tanti angeli e serafini gli volano attorno. Nella seconda immagine abbiamo di nuovo Gesù bambino tra i gigli e le rose, e sempre 100 angeli e 100 serafini gli volano attorno. Un Noel provenzale, e poi canteremo In notte placida del compositore François Couperin e A Betlemme di Giudea, che è una delle tante versioni italiane del canto francese Les anges de nos campagnes.
solo 2 minuti perché in realtà siamo tutti qui ad ascoltare il canto. E, intanto ringrazio naturalmente Andrea Tilatti, che ho ospitato in questi locali, di continuare ad organizzare questi eventi. Per chi non lo sapesse, ha anche accettato di accompagnarmi in questa nuova avventura come delegato alla biblioteca. Ovviamente il coro si espande, cresce, cioè si contrae, è proprio un organismo vivente, ormai si è impossessato anche del maestro, come abbiamo visto, e fa parte della nostra attività, perché adesso l'attività di orientamento nelle scuole dovrà prevedere anche prove di canto per gli studenti, le selezioni, e questo è importante, cioè noi cerchiamo di aumentare gli studenti all'Università di Udine, ma in realtà è per rifornire il coro. Però ci siamo aperti anche all'internazionalizzazione, che si dice in francese? L'internazionalizzazione. Come vedete, c'est plus facile. Però devo dire che è veramente bello averli ascoltati. Io già la terza volta in queste settimane li ho visti di più della mia famiglia, con piacere però. E devo ringraziare non solo loro, soprattutto la parte, diciamo, il core del coro, che continua a dare un contributo importante anche per i nuovi entrati, ma credo a Fabio Alessi, che oltre a essere il referente per le attività musicali dell'Ateneo, e chi li segue lo sa, ha aumentato di molto, è cresciuto di molto le capacità di questo coro, almeno per quanto possa capire io. Il numero di eventi a cui hanno partecipato è elevato, però Fabio si può sempre migliorare. Ecco, quindi io mi aspetto che naturalmente con il sostegno del rettore non solo possa incrementare il numero, ma anche, come tu dici, il numero non è qualità, ma se queste sono le premesse io credo che abbiamo tutta la possibilità di fare ancora meglio. Naturalmente il sostegno da parte mia ci sarà, però ecco, come sempre l'università ha bisogno, e tutte le sue parti che esprimono questo senso di comunità, di sentire forte l'affetto nostro dall'interno e dall'esterno. Quindi grazie a voi, però vi chiederei, non tanto per me quanto per loro, un grandissimo applauso.
Ciu è un villancico, giusto? Giusto? Che ha un canto popolare spagnolo che risale al XVI secolo. E questo canto aveva come tema degli argomenti della dottrina cattolica. Quello che eseguiremo oggi, per esempio, verte sull'Immacolata Concezione di Maria e sulla nascita di Gesù come Redentore del mondo. Riu Riu Ciu è il verso della lodola, quindi la strofa dice: Riu Riu Ciu canta la lodola e Dio ha protetto la nostra agnella. Riu Riu Ciu, la guarda ribera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Riu Riu Ciu, la guarda ribera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso la hacer que no pudiese pecar, ni al original esta virgen no tuviera. Riu Riu Ciu, la guarda ribera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Ese que nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, a nos redimido con sea ser chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Riu Riu Ciu, la guarda ribera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Muchas profecías lo han profetizado, y hasta en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo porque él le quisiera. Riu Riu Ciu, la guarda ribera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera, Dios guardó del lobo a nuestra cordera. Anastasia. Andremo ora a Gaudete, che è un canto tratto dalle Pie Canciones, una raccolta di inni medievali del XVI secolo. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Pecusa desgrazie, o quando tamamus, carmina letizie, devotere damus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Deus amatus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ezechelis porta, causa tansitur, unde lux extorta, sanos invenitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Est nostro Confius, salutiam illustro, benedicta Dominus, salus Regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Siamo venuti all'ultimo canto del nostro concerto, che è quello più alto,
Bogorodice Dievo di Rachmaninov, infatti per questo l'ho battuto per ultimo perché è più, come possiamo descriverlo? Elevato, spirituale. È molto bello, speriamo di poter trasmettere la bellezza di questo canto attraverso la nostra esecuzione. Se ciò non dovesse accadere, perdonateci perché a Natale tutti sono più buoni.
Grazie a tutti. Grazie.